I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Cinema Teatro Augusteo sorge in una piazzetta ricavata nell'ultimo tratto di via Roma, all'altezza della Galleria Umberto I. Su iniziativa dell'ENIC fu inaugurato nel 1930. Sala a balconate si offrivano allo spettatore in un armonico insieme di eleganza e funzionalità. Prime visioni e riviste, compagnie fra le maggiori dell'epoca, diedero avvio a una felice gestione. Negli anni che seguirono, in agosto e settembre, ospitò numerose audizioni di Piedigrotta. Ha una capacità di circa 2000 posti. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate